Buonasera dalla redazione di Teleuropa Network, ben ritrovati a questa nuova edizione, ma partiamo dai titoli. Castrovillari in piazza per difendere il reparto di pediatria a rischio chiusura, no all'impoverimento del comprensorio. Il presidente dell'INPS sceglie Crotone per la prima uscita pubblica, attenzione ai territori più deboli. Tragedia alla vigilia di Pasqua nel Vibonese, un ragazzo di 30 anni si lancia dal viadotto sulla 2 del Mediterraneo. Pasqua secondo tradizione in Calabria, uova di cioccolato e dolci sulle tavole della festa e lungo ponte favorisce i viaggi. Vince solo la Regina nel turno prepasquale del campionato di Serie C, cadono Rende e Vibonese, invii Lupi scendono in campo lunedì sera per affrontare lo Spezia. Braglia nel pre-gara dice: da questa partita dipende il nostro futuro. Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Come avete visto dai titoli parliamo di sanità in apertura, perché a Castrovillari sono scesi in piazza per difendere il reparto di pediatria a rischio chiusura, no all'impoverimento del comprensorio, sottolineano i promotori della protesta. Un presidio sanitario che storicamente è polo per quanto riguarda i territori del Pollino e parte della Sibaritide rischia di perdere anche il reparto di pediatria. Questa mattina proprio davanti all'ospedale qui a Castrovillari c'è un sit-in di protesta. Noi intanto andiamo ad ascoltare il primario del reparto di pediatria, il dottor Scudo. Essendoci un punto nascita, venendo meno l'assistenza al neonato che nasce, creerebbe dei problemi alla ostetricia, quindi addirittura si potrebbe avere proprio delle situazioni molto spiacevoli. Il problema è sorto perché purtroppo la carenza è legata all'unità operativa, che è quella dei medici. Mancano attualmente, potremmo risolvere il problema anche soltanto con 2 medici. Io da mamma questo non lo posso accettare, avendo 3 bambini. Abbiamo il diritto alla salute soprattutto per i nostri figli e lo vogliamo. Oggi più che mai occorre essere uniti e presenti dal primo all'ultimo cittadino, hanno sottolineato gli organizzatori del sit-in Peppino Pignataro e Serena Carrozzino, rispettivamente della FINA e dello SNALS. Castrovillari è la porta della Calabria e quindi la politica, i deputati nazionali, regionali non possono far finta di non vedere, perché devono aprire la porta per entrare e per uscire. E questo nosocomio tra l'altro è il secondo centro più importante dopo Cosenza. E purtroppo chi di competenza ha fatto finta di non sentire. Questo silenzio è la cosa che mi preoccupa maggiormente. Parliamo adesso del presidente dell'INPS, il calabrese Pasquale Tridico, che ha scelto Crotone per la sua prima uscita ufficiale. L'ente, ha detto, si schiera al fianco dei più deboli. Per la prima uscita pubblica il presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, sceglie la Calabria, non una scelta affettiva, lui è nato a Scalacelli in provincia di Cosenza, ma un segnale, ha detto, verso una terra più debole. 43 anni, docente universitario, e lui l'ideatore del reddito di cittadinanza, le cui domande in Calabria, lo ricordiamo, sono state in totale 48.625, di cui 35.997 accolte, la percentuale è del 74%. Si parte dai territori perché l'INPS non può abbandonare i territori. La territorialità permette anche il contrasto alla povertà, permette il sostegno al reddito, permette la vicinanza con i cittadini. Ecco, noi dobbiamo riacquistare la fiducia dei cittadini e lo facciamo aumentando i nostri avamposti e non ritirandoci. Noi siamo consapevoli del dualismo che esiste nell'Italia, sta nelle previsioni che appunto il reddito di cittadinanza sia più diffuso in termini di domande in Campania oppure in Sicilia o anche in Calabria, ma non è detto appunto che non sia in altre regioni, anzi noi sappiamo che il 43% delle domande viene dal territorio del centro-nord. Insomma, durante gli ultimi 10 anni la crisi ha aggredito anche nelle grandi città metropolitane, a Milano, a Roma, a Torino, a Genova, e lì si nascondono sacche di povertà che fanno ancora più male molto spesso, e anche lì c'è bisogno
bisogno di INPS. Il governo che si definisce del cambiamento, presente con il Consiglio dei Ministri a Reggio e il nuovo timoniere dell'INPS nella città di Pitagora in meno di una settimana, lancia messaggi precisi ad un territorio che, spiega Nicola Morra, deve essere meno divisivo, rispondendo ai giornalisti sull'aeroporto di Crotone. Mentre io ricevevo disperate richieste d'aiuto da parte dei crotonesi, io ricevevo parimenti delle richieste di intervento da parte dei cittadini della Sibaritide, così come del nord Tirreno Cosentino, per far partire le aviosuperfici di Scalea sul Tirreno e della Sibaritide, appunto di Sibari, sullo Ionio. O si capisce che siamo tutti calabresi e tutti meridionali, oppure far queste guerre fra poveri diventa semplicemente un instrumentum regni per qualcun altro che sta altrove e che si diverte a impoverire progressivamente i calabresi. Parliamo di internazionalizzazione. Con il progetto Paese Svezia presentato a Catanzaro, le opportunità sono per 60 aziende calabresi che potranno far conoscere nel paese scandinavo i propri prodotti. Si chiama Paese Svezia il progetto promosso dalla Camera di Commercio Italiana e finanziato dalla Regione Calabria e che riguarda il turismo e l'agroalimentare. Nella sala verde della cittadella regionale a Catanzaro il workshop per illustrare le opportunità che l'iniziativa offre alle aziende calabresi che potranno così far conoscere e apprezzare i loro prodotti nel paese scandinavo. Hanno partecipato a questa giornata formativa circa 60 aziende che sperano di esportare i propri prodotti nel mercato svedese. Il progetto rientra nell'ambito delle iniziative promozionali avviate dalla Regione che ha messo in campo una serie di attività a sostegno dell'export calabrese. Questo progetto fa parte di 12 progetti che sono stati già avviati e a seguito di un avviso hanno partecipato appunto le Camere di Commercio italiane all'estero, quindi sono una serie di progetti che riguardano ambiti differenti, dal turismo all'agroalimentare, manifatturiero, innovazione, che progressivamente stiamo presentando. Nel paese scandinavo è stato sottolineato nel corso del workshop in crescita le importazioni delle aziende italiane, moda, design e gastronomia, i settori trainanti, e in questo contesto sta riscuotendo un grande successo la dieta mediterranea. In Svezia appunto si sta passando da una dieta di tipo nordica a una dieta mediterranea, predisponendo anche degli appositi menù per i bambini che frequentano le scuole dell'obbligo. Ed ora parliamo di cronaca con una tragedia alla vigilia di Pasqua. Nel Vibonese un ragazzo di 30 anni si lancia dal viadotto sulla 2 del Mediterraneo. Vigilia di Pasqua funestata a Vibo Valentia da una tragedia inaccettabile quanto drammatica. Nel primo pomeriggio un ragazzo non ancora trentenne di Filogaso ha raggiunto il viadotto autostradale di Pizzo dopo aver lasciato la macchina in autostrada, una Toyota Aygo grigia intestata alla madre originaria di Pizzo, ha deciso di farla finita lanciandosi da quel viadotto che sovrasta la città napitina e che in passato è già stato teatro di analoghe tragedie. La vittima era rivolta a bordo dell'auto sull'imponente ponte, ha inserito le 4 frecce, ha scavalcato la recinzione che tra l'altro è stata anche innalzata proprio per dissuadere da simili tragedie e si è lasciato cadere nel vuoto. Sono stati momenti terribili e drammatici ai quali hanno assistito impotenti altri viaggiatori passati sul ponte in quel momento e gli abitanti delle case sottostanti che hanno lanciato l'allarme consentendo l'immediato intervento dei vigili del fuoco e del personale del 118 che hanno individuato il corpo del giovane riscontrandone però la morte in seguito alla caduta. Il corpo è stato individuato fra gli arbusti sotto il ponte e quindi si è proceduto alle difficili operazioni di recupero della vittima. Il tratto autostradale è rimasto bloccato per alcune ore in direzione sud fra gli svincoli di Pizzo e Sant'Onofrio sotto il controllo diretto degli agenti della polizia stradale, anch'essi sopraggiunti sul luogo della tragedia per gestire le inevitabili code che si sono formate. Giovane ingegnere residente a Bologna, verosimilmente era tornato al paese natio per le festività pasquali, come abitualmente accade in questo periodo per molti studenti, professionisti e famiglie che per scelta o per necessità si sono trovati costretti ad emigrare. Non si conoscono le reali motivazioni del drammatico gesto, fatto sta che questo viadotto, la cui recensione dicevamo era stata recentemente anche innalzata, continua purtroppo ad essere triste teatro di simili tragedie. Adesso altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca.
Oggi a Cassano l'ultimo saluto a Romina Iannicelli, la donna uccisa nella sua abitazione di Via del Popolo dal marito. Ieri sul corpo della donna è stata eseguita l'autopsia. Il quadro è complesso, ha detto il procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla. Per conoscere con esattezza le cause della morte, ha aggiunto, ci sarà bisogno delle risultanze di alcuni esami di laboratorio che verranno effettuati su alcuni prelievi organici che il medico legale ha effettuato nel corso dell'esame autoptico. Scuole sicure, in arrivo i finanziamenti del Ministero dell'Interno per la Calabria, 150.000 euro, 100 i comuni italiani interessati, tra questi Catanzaro con 41.000 euro, Lamezia 37.000, Cosenza 36.000 e Crotone 35.000 euro. La Guardia di Finanza di Cosenza ha sequestrato 100.000 uova e decorazioni pasquali prodotti non a norma, prevalentemente importati dalla Repubblica Popolare Cinese, posti in vendita in violazione delle prescrizioni indicate dal Codice del Consumo a tutela del consumatore. I titolari di 2 punti vendita sono stati segnalati all'autorità giudiziaria. La polizia di Crotone ha arrestato e posto ai domiciliari 2 uomini, entrambi di Cirommarina, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e uno di loro anche per detenzione illegale di arma. Nell'auto gli agenti hanno trovato un bilancino elettronico di precisione e un involucro con 45 grammi di cocaina, oltre ad un proiettile calibro 9. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare a casa di uno degli indagati è stata trovata una pistola Beretta con caricatore inserito con 6 proiettili. E di un ferito. Il bilancio dell'incidente stradale avvenuto sulla statale 106 in località San Vincenzo nel comune di Silvia Marina nel Catanzarese. 3 le vetture coinvolte, 2 delle quali erano parcheggiate. Il conducente di una Fiat Panda, per causa in corso di accertamento, ha perso il controllo andando ad impattare contro le vetture in sosta. L'uomo, rimasto ferito, è stato soccorso e trasportato in ospedale. Cambiamo decisamente argomento, perché i dolci tipici e cioccolato sono simbolo della Pasqua, la festa che rappresenta la rinascita e la primavera celebrata secondo tradizione in Calabria. In molti, visto il lungo ponte, hanno deciso di concedersi un anticipo di vacanze e viaggiare. Uova di cioccolato grandi grandissime, medie colorate, uova decorate, artigianali e con infinite sorprese, il simbolo della Pasqua, della rinascita, della primavera. La festa è nelle case e nelle vetrine accattivanti delle pasticcerie, nella preparazione di una giornata all'insegna della tradizione, quella dolce, dagli impasti diversi. Qua da noi c'è molta influenza napoletana con la pastiera napoletana, sicuramente domina il mercato dell'uovo di Pasqua, che per tradizione si regala questo simbolo pasquale al cioccolato. Poi noi abbiamo la tradizione dei famosi cuculi, noi nel nostro laboratorio li produciamo sia lievitati al naturale sia biscottati. Facciamo un'ottima pastiera napoletana e niente, la tradizione continua, sembra che non è così, però al momento, quando arriva la giornata della Santa Pasqua, tutti ci accorgiamo che comunque sia le uova, sia i banchetti, sia nell'alimentazione ancora ci sono delle tradizioni da rispettare. Sul corso Salotto di Cosenza si respira l'atmosfera del tempo disimpegnato dal lavoro e dallo studio, anticipo di vacanza. D'altronde l'antico adagio recita Pasqua con chi vuoi e in tanti hanno scelto di viaggiare. Visto il bel tempo e anche i lunghi ponti che legano la Pasqua al 25 aprile e anche al 2 maggio, le prenotazioni per viaggi sia in Italia che all'estero sono aumentate. Naturalmente le mete più preferite in questo periodo sono mete marine, diciamo, quindi tipo Napoli, Puglia o anche la Toscana, la Riviera Romagnola. Per quanto riguarda l'estero sono preferite le capitali. Ancora vanno bene le vacanze in montagna perché viste le continue nevicate dei giorni scorsi ancora si scia. Addirittura a Cortina d'Ampezzo si scia fino a fine maggio. Auguri, la parola più pronunciata da chi resta e da chi parte.
E dalla Pasqua al calcio parliamo di quello giocato, partendo dalla Serie C, perché vince solo la Reggina in questo anticipo nelle festività pasquali, che vede i play-off. Perdono invece Rende e Vibonese. Promossa invece in Serie B la Juve Stabia. Non ha giocato il Catanzaro, che ha guadagnato 3 punti a tavolino per l'esclusione del Matera. Vediamo. Un passo decisivo verso i play-off. La Reggina fa il regalo di Pasqua ai suoi tifosi, battendo di misura la Casertana alla vigilia delle festività e facendo esplodere di gioia il Granillo. 2 vittorie in 2 gare consecutive per Mister Cevoli, che riporta entusiasmo e soprattutto fa volare gli Amaranto in classifica. A una gara dal termine della stagione, visto che l'ultima è con il Matera e quindi la Reggina ha già in tasca i 3 punti a tavolino, il successo ottenuto oggi fa felici tutti. Dopo un primo tempo non esaltante, la rete della vittoria arriva nella ripresa con la zampata da 3 punti firmata Kirwan. E se la squadra di Cevoli vede vicina la post-season, il Rende invece con la sconfitta di oggi forse saluta definitivamente i play-off. Vince il Trapani a Razza di Vibo con un gol di Evacuo che consente ai siciliani di consolidare il secondo posto in classifica. Nella penultima di campionato i biancorossi incassano un KO immeritato disputando una gara giocata a fasi alterne ma allo stesso livello della vice capolista. Peccato per la rete maturata al 25esimo della ripresa, ma nonostante il forcing biancorosso, alla fine la squadra di Modesto si arrende ai siciliani, soprattutto dopo il gol annullato a Cipolla per una dubbia posizione di offside, nonostante le proteste di tutta la panchina rendese. Festeggia la matematica promozione la Juve Stabia, che batte 2-1 la Vibonese. Il club di Castellammare torna in B per la 3ª volta nella sua storia e a 4 anni di distanza dall'ultima promozione. Grande festa con le Vespe che passano in vantaggio al 10° con una conclusione di potenza scoccata da Paponi, ma la Vibonese cerca di rovinare la festa. Al 31esimo Bubas va a contatto in aria con il portiere Branduani, calcio di rigore che lo stesso Bubas trasforma per l'1-1. In avvio di ripresa il gol partita di Mezzavilla che regala la B ai gialloneri. Via i gialloneri, la Juve in Serie A conquista l'8° scudetto di fila, mentre a Pasquetta in campo la Serie B. I lupi giocheranno lunedì sera per affrontare lo Spezia. Braia nel pregara ha detto: da questa partita dipenderà il nostro futuro. Alla Spezia, uno dei pochi blackout di questa stagione, lo svantaggio dopo pochi secondi e la reazione rabbiosa quanto vana durata per tutto il primo tempo. Poi la goleada dei liguri trascinati da Davido Chereche, fino a quel momento tenuto a bada dai suoi ex compagni. Una dinamica di gara vista raramente per fortuna del Cosenza, dovuta più ad un calo di attenzione con un effettivo divario di valori tecnici. Al Marulla quindi sarà un'altra gara, parola di Piero Braglia. Noi abbiamo fatto un grande primo tempo là. Poi siamo rimasti negli spogliatoi e loro hanno vinto meritatamente, ne potevano fare anche di più secondo me, perciò lì è stata, ogni tanto ci si spenge, è successo un paio di volte quest'anno e abbiamo preso mi sembra anche 3 gol a Lecce, anzi 2 a Lecce, però come secondo tempo più o meno come passività si assomigliano i 2 tempi. Noi se facciamo quello che sappiamo fare facciamo una buona gara, siamo tosti, siamo decisi, è una squadra che ha sempre fatto il suo nell'arco del campionato, poi per come li affrontiamo vediamo lunedì, qui non è che non hanno nemmeno bisogno di vantaggi loro perché sono in un buon momento. È una squadra che gioca bene a calcio, che si inseriscano tutti, perciò bisogna solo fargli complimenti per quello che stanno facendo. È chiaro che noi dobbiamo fare il risultato. La partita di Pasquetta è il classico spartiacque per i lupi. Serve il risultato positivo. Il pareggio sarebbe utile in chiave salvezza, che è il primo e unico obiettivo. Un successo terrebbe socchiusa una porticina per i playoff, più un sogno che un'ambizione. Noi abbiamo una serie di partite adesso che sono rimaste, sono tutte importanti per noi. Perché se ci va bene una partita iniziale si può provare anche a divertirsi fino alla fine, andare veramente poi a rompere le scatole a tutti provando a vincere le partite. Se no sappiamo qual è il nostro obiettivo, lo sappiamo benissimo. Abbiamo sempre cercato di stare fuori dai guai, ci siamo riusciti spesso e volentieri, i tifosi si sono avvicinati a noi.
Dipende da quello che facciamo con lo Spezia per vedere quello che poi facciamo dopo, insomma. A 4 gare dalla fine tutti vorrebbero sapere tutto del futuro rossoblù. Il tecnico spiega che ogni passo sarà fatto con la matematica salvezza. Ci dobbiamo salvare. Io ho sempre detto che il discorso va affrontato quando siamo salvi. Anche perché come fai a rimanere in un posto se non ti salvi? È giusto che te ne vai. Perciò prima salviamoci, poi se il Presidente, come ha detto ieri, vuole parlare, ci mancherebbe altro. Io sono contentissimo, però prima ci dobbiamo salvare. Penso che sia la cosa più importante per tutti. Osserverà un turno di riposo il Crotone, questo per completare proprio il quadro delle calabresi di calcio. Lasciamo lo sport, parliamo di aperitivi culturali a Villa Arrendano a Cosenza che si coniugano questa volta con la musica jazz. A Cosenza, a Villa Arrendano, prosegue con successo la rassegna degli aperitivi culturali. L'ultimo appuntamento, dal titolo Gota de Mar Bossa Nova, è stato dedicato alle suggestioni musicali. Un concerto jazz con un repertorio molto variegato, eseguito dal trio composto dalla voce di Serena Leonetto, la chitarra di Emilio Amendola e le percussioni di Alessio Sisca. Gli aperitivi culturali sono ormai un appuntamento fisso per la città di Cosenza. La serata sarà sempre ovviamente arricchita dalle degustazioni della Maccaroni Chef Academy e dalla visita al Museo Multimediale Cosenza Itinera, che è appunto una porta d'accesso che viene rivalutata e rivisitata sempre anche dai cittadini, perché appunto consente di riappropriarsi dell'identità e della vicenda storica della nostra città. Il prossimo appuntamento sarà invece un appuntamento con il cinema, mentre il 10 di maggio sarà la volta del seminario sulla storia del vino nella Calabria antica, quindi un importantissimo appuntamento con la storia dell'antica Magna Grecia e soprattutto con il vino. Restiamo a Cosenza, andiamo questa volta al Teatro Rendano per la rappresentazione della Turandot realizzata nell'ambito del progetto Europa Incanto, protagonisti gli alunni dell'Istituto Comprensivo GUL e di altri istituti e scuole musicali cosentine. Celebrerà i 93 anni dalla sua prima rappresentazione teatrale il prossimo 25 aprile la Turandot di Giacomo Puccini, che nel 1926 andò in scena per la prima volta al Teatro La Scala di Milano. Ma l'opera lirica rivive ai giorni nostri fra gli studenti delle scuole, che anche quest'anno hanno sposato appieno il progetto Europa Incanto, nato per sviluppare attraverso un percorso didattico di alta formazione artistica e musicale un viaggio alla riscoperta delle tradizioni italiane. Quest'anno siamo passati dall'800 al 900, siamo più vicini a noi, l'opera bellissima di Puccini, un'opera che da tanti punti di vista finisce per essere contemporanea, anche dal punto di vista delle emozioni che vivono i personaggi in scena, quindi è un'opera che arriva diretta, è un'opera che sicuramente si vive ed è un'opera che fa vivere, cioè nel senso i bambini, i genitori, quindi siamo molto contenti, molto bello. Avvicinare le giovani generazioni alla musica, cantando, divertendosi e magari, perché no, imparando a conoscere l'opera lirica attraverso il melodramma. Nell'era dei social network e di YouTube sono progetti interessanti e che aprono a nuove esperienze sensoriali con il coinvolgimento delle famiglie, impegnate anche nella realizzazione dei costumi di scena. Anche quest'anno Europa Incanto ha riscosso consensi con la partecipazione di diversi istituti cittadini, fra cui l'Istituto Comprensivo Fausto Gullo di Cosenza. Un'idea per avvicinare il mondo dei ragazzi all'opera lirica, che è
patrimonio della nostra cultura e che purtroppo forse si sta perdendo, per cui dobbiamo cercare di valorizzarlo e di mantenerlo in vita. E poi inaspettatamente i bambini mostrano molto interesse verso questo prodotto musicale, perché è proprio il teatro musicale italiano e perché è un terreno laddove si possono esprimere varie forme di linguaggio. Ho visto i docenti molto interessati, molto impegnati anche sul piano dell'analisi del testo, della parte musicale, ma del coinvolgimento diretto poi di questi bambini che sono diventati protagonisti. La cosa più interessante è che c'è una ricaduta nelle famiglie. Sono stata in teatro e ho sentito cantare insieme ai bambini anche i docenti e i genitori, e questo è un risultato sorprendente. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Il fine settimana sarà all'insegna di tempo stabile e temperature in rialzo, favorito dalla presenza di un promontorio anticiclonico. Nella giornata di Pasqua il cielo non sarà totalmente sereno, poiché è offuscato da velature e pulviscolo sahariano per l'attivazione di correnti intense di scirocco, provocate dall'avvicinarsi sul Tirreno centrale di una depressione afro-mediterranea. Domani cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, dalla tarda mattinata aumento della nuvolosità per l'arrivo di nubi alte e stratificate a partire dalla Calabria meridionale in estensione sul resto della regione. Temperature in aumento di alcuni gradi. Domani mari inizialmente poco mossi, ma con tendenza a deciso aumento del moto ondoso e venti da scirocco che spireranno moderati o a tratti forti. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e vi auguro una buona Pasqua, arrivederci.